Siamo tornati con le ragazze in campo per questa palla 2 del terzo match di questo Open Day della Serie B femminile di basket. Fischia la signora Giusy Ferrara. Palla 2 da ripetere, vinta da Rainbow Viagrande, che è scese in campo a sfidare Profumeria del Corso con Viagrande in maglia rossa, mentre Profumeria del Corso in maglia verde. Qui c'è stato il tentativo della numero 28 Jaroslava Ivaniuk. Daremo lettura adesso delle ragazze scelte nel quintetto da coach Gebbia. Stessa cosa, quintetto da coach Antonio Zanet. Intanto Profumeria del Corso che manovra questo pallone con Ventimiglia. 2 punti, primi 2 punti per lei, per Flavia Ventimiglia. Palla in mano per Ivaniuk, poi si va fuori da Semenchuk. Tentativo da 3, spuntato fuori dal canestro, rimbalzo offensivo conquistato da Rostowska. Poi qua pestata la linea laterale da Ivaniuk. Riparte, palla in mano, Profumeria del Corso con la numero 17 Martina Messana. Poi cercava di riaprire per Ventimiglia, palla rubata qui da Ivaniuk. Ivaniuk contro Ventimiglia, va da sola, poi chiedeva un fallo, non è di questo avviso signor Sciliberto. Krofnus, ancora Ventimiglia. Ventimiglia riapre sempre per Krofnus. Krofnus contro Semenchuk. Si va per il tentativo di Malara. Dall'altra parte invece corre veloce Viagrande e adesso ricostruisce con Katerincic. E poi fallo subito dalla numero 22 Rostowska e commesso da Flavia Ventimiglia. Folta la colonia ucraina in casa Viagrande, ben 3 atlete, una delle quali Rostowska. Cerca la via del canestro a cronometro fermo. Fa 0 su 2 Rostowska. Poi nuovo tentativo, qui portato da Katerinci e Ivaniuk. Chiude tutto la difesa Profumeria del Corso, che adesso ricostruisce con Krofnus. Krofnus battaglia qui con Ivaniuk. Freccia del possesso che premia Profumeria del Corso, con Krofnus a battere questa rimessa. Trova Messana a Tania, da una Messana all'altra, da Martina Messana a Tania Messana, che trova 2 punti, sono i secondi in tutto il match. 4-0 di parziale in favore di Profumeria del Corso. Altro possesso alternato, premia stavolta Viagrande. Match che fin qui è partito con molti duelli individuali. Qua un duello individuale viene vinto da Anna Maria Coletta. Riparte la Rainbow con Ivaniuk si getta in mezzo, scadono i 24
palla persa per la Rainbow Viagrande, palla conquistata per Profumeria del Corso, che adesso ricomincia. Palla in mano per Martina Messana, si va da Malara, ancora Alessia Malara che si alza, trova 2 punti. Parziale di 6-0, con un'altra palla persa dalla Rainbow, riconquistata. Profumeria del Corso che va con Krofnus, Martina Malara, ancora Martina Messana che aveva provato a darla Alessia Malara, non funziona il gioco a 2. Allora Ivaniuk scarica per Semenchuk che trova la tripla, primo canestro dal campo per la Rainbow a firma di Alexandra Semenchuk. Coletta, Messana che aveva cercato Flavia Ventimiglia, funziona qui la difesa della Rainbow, fa scadere i 24 secondi e allora c'è time out subito richiesto da coach Antonio Zanet. Si ritorna in campo con la numero 16 Alexandra Semenchuk a battere questa rimessa, lei che anche fin qui l'unica a referto per Viagrande. Ancora Semenchuk chiama un movimento, poi serve Del Bosco, ora Del Bosco si isola, poi va fuori, si va ancora più esternamente per i 2 punti a firma sempre di Alexandra Semenchuk. 6-5, si è riportata sotto Viagrande che adesso ricostruisce con Colletta. Colletta cede a Malara, Malara per Messana, Messana qui perde palla, c'è spazio, c'è campo per Bosio che non trova i 2 punti, allora riparte veloce Cafiso, Cafiso posta a spasso il pallone, poi lo cede a Messana, Martina Messana, Clara Krofnus, Alessia Malara, poi ancora Capitan Martina Messana che trova questo bellissimo assist trasformato in 2 punti da Clara Krofnus. Del Bosco
Bosco va fuori per Rostowska per Semenchuk, ancora Semenchuk, qua si getta da sola, trova il fallo ad opera di Alessia Malara, andrà dalla lunetta. Alexandra Semenchuk, dentro fuori, il suo primo tentativo di tiro libero, fa 1 su 2, fa 6 punti personali, come 6 sono i punti di squadra, tutti a firma di Semenchuk. Si riparte per profumeria del corso, un palla in mano a Krofnus, Colletta si getta nell'1 contro 1 contro Rostowska, fischio del signor Sciliberto che la premia, 2 liberi per Anna Maria Colletta. Si cambia in casa Rainbow. Ok, ti aspettavo, qua c'è un po'. Io sono tornato. Sì, questo è adesso, siamo iniziati. Si accomoda in panchina Gloria Giacobbe. Rivede il campo Jaroslava Ivaniuk. Mentre a cronometro fermo va Anna Maria Colletta, sbaglia il primo. Fa 0 su 2 Colletta, si riparte con Semenchuk contro Krofnus, va da Rostowska, poi il tentativo di tripla che non riesce, Cafiso fa tutto il campo, poi palla sul tabellone che esce, poi qua forse c'era fallo su Ivaniuk cede a Semenchuk. La Semenchuk all'arco per Katerincic in mezzo per i 2 punti più fallo ad opera di Vittoria Rostowska. Dicevamo la folta colonia ucraina, sono 4 le atlete ucraine in casa Rainbow Via Grande, una delle quali, Vittoria Rostowska, completa il gioco da 3. Primo vantaggio per Via Grande, che era partita con un netto 6-0, poi via via le ragazze di coach Gebbia si sono scrollate, un po' di tensione da dosso. Qua per poco non c'era la rubata di Fabiana Bosio, rubata che si trasforma in un fallo commesso su Fate. Rimessa ad opera di Federica Cafiso. Cafiso trova l'uscita dei blocchi di Krofnus, si va da Riccobono contro Ivaniuk. Ancora Riccobono cede a Cafiso, si va ancora fuori per Krofnus, questo bel passaggio con la sirena che fischia, scadere dei 24, funziona la difesa della Rainbow che adesso ha addirittura la palla per portarsi a un possesso pieno di distacco con Semenchuk, da Semenchuk a Ivaniuk sfrutta il blocco di Bosio, ancora Ivaniuk, scambia e riceve, poi apre tutto per Bosio. Semenchuk va per il tentativo di tripla, soltanto tabellone per lei, corre Cafiso, cerca di sistemarsi, mozione di coach Zanet. Krofnus fuori da Cafiso rifiuta la tripla, poi in un secondo momento la cerca,
traiettoria imprecisa trasformata però in oro da Elisa Fatal, trova anche lei i primi punti del suo match. Del Bosco, palla che arriva a Bosio ancora per Del Bosco elude la propria marcatura, poi subisce il contatto irregolare da parte di Elisa Fatal, protagonista da una parte e dall'altra della contesa. Cronometro fermo per Federica Del Bosco quando mancano 2 minuti esatti alla conclusione del primo quarto. Nuovo vantaggio per Profumeria del Corso e nuova parità appena raggiunta dal primo libero di Federica Del Bosco. Fa 2 su 2 Del Bosco, 11-10. Qua c'è un'apertura errata che si trasforma in una palla persa recuperata da Semenchuk va da Del Bosco, poi Ivaniuk ancora per Del Bosco, solo ferro ma tap-in vincente di Rostowska e poi fallo qui fischiato da Ivaniuk. È il primo fallo del match per Jaroslava Ivaniuk. Tanto corre palla in mano Cafiso, la cede a Riccobono, si va per Alessia Malara. Wow, bellissimo l'assist in parallela da parte di Ilenia Scalavino, non trasformato però in un primo momento. Ci sarà un secondo tentativo per Elisa Fatal, andrà dalla lunetta mentre cambia coach Gebbia, esce Ivaniuk, entra Katerincic. Si dissede in panchina Federica Cafiso e adesso riprende posto. Non ci sono i tiri liberi, non è stato ravvisato il fallo in azione da tiro, quindi si riparte in zona offensiva per Profumeria del Corso con Cafiso, palla in mano, ha sfidato in un primo momento, battuto Del Bosco, poi tentativo di canestro che non va a buon fine, ancora Del Bosco, si passa per Rostowska poi si mette in proprio per una tripla senza ritmo, è uscita dal cilindro questa tripla. Massimo vantaggio per Viagrande, +6. Cafiso riapre per Malara, Alessia Malara si getta in mezzo, poi palla recuperata qui da Del Bosco. Del Bosco apre tutto per Semenchuk riapre ancora, Katerincic sfrutta il blocco, ancora Katerincic, si alza, soltanto ferro per lei, rimbalzo conquistato da Fatal qua però non si intende con Riccobono, altra palla persa per Profumeria del Corso, dall'arco Bosio decide di ragionarci su Semenchuk, probabilmente prenderà lei l'ultimo tiro, nasconde il pallone, ancora Semenchuk, alza questa traiettoria, soltanto ferro e poi sirena che sancisce la fine del primo quarto. 16-10 in favore della Rainbow Viagrande, che era partita addirittura sul 0-6 in favore dei Profumeria del Corso, poi però grande reazione a firma soprattutto delle due ragazze ucraine con 8 punti fin qui per Victoria Rostowska, 6 per Oleksandra Semenchuk. Noi ci prendiamo una breve pausa e poi rientreremo per il secondo quarto. Ciao, sono Gianluca Basile. Volevo invitarvi a vivere la pallacanestro da un'altra prospettiva. Iscrivetevi ai corsi gratuiti di arbitri e ufficiali di campo. Un abbraccio, ciao!
Siamo tornati in diretta dal Pallanerbiolo di Messina per questo Open Day del campionato di pallacanestro femminile Serie B. Terzo match di questa giornata fra Profumeria del Corso e Rainbow Via Grande, gruppo Altea. Ragazze della Rainbow avanti per 16-10 quando è appena passato il primo quarto. Ci accingiamo a vivere il secondo quarto con palla in mano per Profumeria del Corso, prima rimessa del secondo quarto. Questa era ad opera di Federica Cafiso. Signora Ferrara che è pronta a consegnare il pallone a Cafiso, e così si parte con Martina Messana. Messana cede nuovamente a Cafiso, ancora Cafiso contro Del Bosco, si va per le mani di Martina Messana, poi tentativo qui di Anna Maria Colletta, solo primo ferro, Bosio. Apertura qui a cercare Vittoria Rostosca, sporcata. Ancora 14 secondi per il possesso della Rainbow Via Grande. Questa rimessa offensiva affidata a Federica Del Bosco, uscita dai blocchi di Alexandra Semenchuk. Bosio, Del Bosco, ancora Del Bosco, riapre per Katerincic. Bosio tenta lei la via del canestro, secondo ferro, palla che torna in mano a Profumeria del Corso. Martina Messana, Federica Cafiso, poi Feitl, ancora per Martina Messana, poi stavolta la parallela è bloccata da Federica Del Bosco. Semenchuk si va per Katerincic, Katerincic trova la seconda tripla di giornata per la Rainbow Via Grande. Ricomincia, palla in mano Martina Messana, ora Messana contro Katerincic, quasi palla persa, recupera Cafiso, 8 secondi per concludere l'azione, ancora Cafiso cerca il lato giusto, lo trova Federica Cafiso, si iscrive anche lei a referto. 12-19, Profumeria del Corso che non vuole far scappare la Rainbow. Qua Bosio cerca la via del canestro, non riesce, poi ha una prateria, Gloria Giacobbe la sfrutta tutta quanta, non riesce però a concretizzare nel canestro, poi forse qua c'era fallo non ravvisato, si lotta sotto canestro, chiede infatti il fallo Vittoria Rostosca, invece corre, palla in mano Federica Del Bosco. Si va per il nuovo tentativo di tripla, riuscito anche questo, Vittoria Rostosca, tocca la doppia cifra toccata anche dalla Rainbow come vantaggio sulla Profumeria del Corso. Tentativo dalla lunetta, fallito da Anna Maria Colletta, ricomincia Semenchuk, si getta da sola però, recupera Feitl e riapre per Federica Cafiso, vuole ragionare Cafiso, cede a Martina Messana, Martina Messana si alza da 3 punti, tentativo che prende soltanto in ferro, Katerincic, da sola difesa schierata, cambia mano Katerincic, si va da Bosio, poi dall'angolo c'è il fallo. Fischiato a Federica Cafiso ai danni di Federica Del Bosco, c'è soprattutto time out richiesto da coach Antonio Zanet.
ricomincia con la Rainbow, palla in mano, Ivaniuk, va da Bosio, ancora Bosio a ricevere, a spazio, tenta anche la via della tripla, soltanto Ferro stavolta, può ripartire, Martina Messana cede a Krofnus, Krofnus riapre per Colletta, Colletta si getta in mezzo, poi extra pass per i 2 punti, secondi dal campo, l'Elisa Feitl, 22-14 del Bosco, Katerincic contro tutta la difesa, riapre per Bosio, si va fuori, Ivaniuk tenta anche lei di iscriversi alla festa delle triple, anche stavolta soltanto Ferro, riparte Capitan Messana, cede a Krofnus, si iscrive lei alla festa delle triple con la prima tripla dal campo per Profumeria del Corso a firma di Clara Krofnus. Katerincic, Giacobbe, Del Bosco sfrutta il blocco di Giacobbe, va anche lei per il tentativo da 3, si getta in terra Giacobbe, alternanza del possesso che premierà la Rainbow, 2-2-1-7, dimezzato il massimo vantaggio della Rainbow. Rimessa che passa dalle mani di Ivaniuk, ancora Ivaniuk, palleggio in mezzo alle gambe, poi si va da Del Bosco, ancora Del Bosco, sirena che sta per suonare, allora c'è il tentativo da 3, non è andato a buon fine di Ivaniuk che poi commette il secondo fallo del suo match, difesa aggressiva per la ragazza ucraina, che però ha già portato a 2 falli e infatti coach Gebbia la richiama in panchina, minuti nuovamente per Alexandra Semenchuk. Pronta a battere la rimessa Flavia Ventimiglia, cede a Krofnus, Krofnus chiama lo schema, poi è pronta a sfruttare il blocco di Colletta e così cede a Riccobono. Poi ancora Ventimiglia che però si isola in mezzo a 2, quasi palla persa, alla fine c'è fallo rischiato alla difesa della Rainbow, attribuito a Giorgia Scalia, primo fallo per lei. Krofnus batte profondo per Riccobono che va subito per il tentativo di tripla, rimbalzo conquistato da Feitl, ancora Feitl che lotta, subisce fallo, andrà dalla lunetta Elisa Lea Feitl, si spiega qui con Anna Maria Colletta, 2-2-1-7. Qua 2 liberi per tornare definitivamente in partita per Profumeria del Corso, sbaglia il primo l'Elisa Feitl, fa 0-2 Feitl, rimbalzo a firma di Gloria Giacobbe, poi quasi palla rubata da Flavia Ventimiglia, non riesce, 4,59 ancora di gioco per questa pausa lunga di questo terzo match dell'Open Day di Serie B femminile. Federica Del Bosco è pronta lei a rimettere in gioco, non trova però la compagna libera, ancora Del Bosco, chiede il movimento delle proprie compagne, trova libera Giacobbe cede a Semenchuk, ancora Semenchuk a spazio, riapre per Vittoria Rostowska, quasi qui la palla rubata di Feitl, Scalia va da Semenchuk, però lato chiuso
palla persa per la Rainbow. Ventimiglia cede a Krofnus, Krofnus guida questo nuovo possesso per Profumeria del Corso, ancora gioco a 2 col blocco di Colletta, ancora Krofnus che ha preso l'angolo, l'ha preso con la seconda tripla della partita per Clara Krofnus, vale il 20-22, anzi no, il tentativo è stato attribuito dagli arbitri da 2 punti. 19-22, comunque si rifà sotto Profumerie del Corso. Qua Semenchuk tenta lei la via del canestro, recupera questo rimbalzo, poi si riapre tutto, si va dall'angolo per il tentativo di tripla, si muove solo la retina, tentativo a segno di Gloria Scalia. 2-5-1-9, partita che sale di ritmo, frazione di campo, qui fischiata a Clara Krofnus. Esce Flavia Ventimiglia, abbandona temporaneamente la contesa, palla in mano alla Rainbow per questa rimessa, si va da Vittoria Rostowska, ancora Rostowska in mezzo a 2, cerca di riaprire, trova Semenchuk, ora Semenchuk contro Rostowska, sempre Rostowska che recupera anche questo rimbalzo lungo, poi tentativo di tripla cui è stata chiusa Giorgia Scalia, riparte veloce Scalvino, poi cede a Riccobono, si iscrive anche lei a referto, primi punti dal campo per Riccobono, 2-5-2-1, 2-5 come il numero di Federica Del Bosco che ha palla in questo momento, si avvicina e prende il possesso Semenchuk, ancora Semenchuk, mancano 9 secondi alla fine di questo possesso, riapre fuori per Del Bosco, Del Bosco va dall'angolo per questo tentativo di tripla che non va a buon fine, lotta Gloria Giacobbe, non si fischia, ancora Giacobbe da terra, riapre per Scalia, Scalia alza questa traiettoria, arbitri che stanno facendo correre parecchio, e qua non si accontenta della rimessa, Vittoria Rostowska recupera questo pallone, lo consegna a Semenchuk, Semenchuk riapre con spazio Del Bosco, rifiuta però il tentativo da 3, rifiutato anche da Rostowska che poi si getta a recuperare questo pallone, pallone recuperato da Semenchuk, si lotta sotto canestro e c'è time out richiesto da coach Zanet. Tutto pronto per ripartire, Federica Del Bosco va da Semenchuk, poi
2 punti a firma di Gloria Giacobbe, anche lei prima volta nel tabellino. Krofnus scambia e riceve ancora palla, si mette in proprio Krofnus, poi riapre per Riccobono. Riccobono va nel terzo tempo, subisce il contrasto irregolare da parte di Gloria Giacobbe. Primo viaggio alla lunetta per Manuela Riccobono. 2-1-2-7 quando manca 1,50 alla fine di questo secondo quarto. Arbitri che ancora una volta cambiano la propria decisione e allora non si andrà dalla lunetta ma trova lo stesso i 2 punti Alessia Malara. I secondi per lei dal campo, pressione alta qui elusa dalle ragazze della Rainbow. Semenchuk palla in mano, va dietro per Del Bosco, ancora Del Bosco non riesce a sfruttare il blocco concesso dalla propria compagna, ancora Semenchuk, si va dall'angolo per il tentativo e non va a buon fine, poi rimbalzo offensivo conquistato da Giacobbe, anche questo non va bene. Riccobono, giocata a 2, ancora Riccobono, fuori per Colletta, solo ferro Anna Maria Colletta, conquista tutto Katerincic. Semenchuk chiama lo schema, aspetta il movimento, Katerincic, Del Bosco per Giacobbe, poi Semenchik si alza da 3 punti, stavolta non c'è dubbio, sono 3 i punti di Jana Katerincic, 6 nella sua partita con 2 triple. 34 secondi, 3-0-2-3, sempre in favore di Rainbow Viagrande, ci prova da 3, ci riesce, muove solo la retina Manuela Riccobono, secondo canestro dal campo, primo da 3 per lei, altro tentativo da 3 per poco, non entra anche questo di Rostowska, l'ultimo tentativo di Riccobono, molta confusione in questo finale. Allora la signora Giussi Ferrara fischia per chiacchierare col tavolo. 3 possessi andati in fumo perché le ragazze pensavano di essere allo scadere, invece c'è ancora tempo, soprattutto c'è tempo per la Rainbow Viagrande che può organizzare l'ultimo possesso con 3 secondi ancora sul tabellone e per questo coach Gebbia decide di parlare su con le sue ragazze, utilizza il time out. Secondi ancora di gioco con Ivaniuk, prende questo possesso, corre veloce, poi scarica per Katerincic, tenta la tripla, soltanto tabellone può riorganizzare un nuovo tentativo.
tentativo, non riesce, però la giocata fra Scalavino e Riccobono. Si chiude qua il secondo quarto, 3-0-2-6 in favore della Rainbow Via Grande. Noi ci prendiamo una pausa come la partita e siamo pronti a rientrare quando sarà tempo del terzo quarto. Vivi il basket da un'altra prospettiva. Iscriviti ai corsi arbitri e ufficiali di campo.
Siamo tornati in diretta per questo Open Day del campionato femminile di basket di Serie B, in diretta dal Palanebbiolo di Messina. Marco Laguidara con l'aiuto di regia di Vincenzo Nicita Mauro, e ci ha raggiunto in cabina di commento il collega di Messina Sportiva Daniele Straface. Buonasera a tutti, sì. Stiamo appunto vedendo la terza sfida di questo pomeriggio. Abbiamo già ovviamente due finali, non ricordo se avevi già dato i finali. No, non abbiamo dato i finali delle due partite, tra l'altro finale della prima partita che hai commentato proprio tu è stata forse la partita che ha aperto nel migliore dei modi questo Open Day. Probabilmente la più equilibrata, abbiamo potuto seguire 20 minuti, poi le attività si sono spostate al Palaritiro, ma il finale è stato assolutamente avvincente e ha vinto la Polisportiva Giuseppe Rescifina 82-81 contro il Catanè. Secondo match invece che ha visto prevalere la Gonzaga Basket Palermo su AIF Team Ragusa col punteggio di 6-9-5-9, mentre torniamo in commento. Si riparte qui la sfida col 30-26 in favore della Rainbow, palla in mano per Profumerie del Corso con Federica Cafiso, ancora Cafiso, palla che schizza via per Feitel cede a Martina Messana, ancora Martina Messana mette i primi 2 punti per Capitan Messana, riparte Via Grande con Kaderincic fuori per Semenchuk, si va dall'altro angolo Del Bosco mette palla a terra contro Colletta, palla che finisce a Ivaniuk si gira, ancora Martina Messana recupera questo pallone, serve Federica Cafiso, non trova il canestro, può ripartire ancora la transizione di Via Grande, Semenchuk arresta il palleggio, si va da Ivaniuk, ancora per Semenchuk, cambio di mano, poi fuori per Del Bosco probabilmente commette infrazione di passi, non è così per la signora Ferrara, ancora fuori per Semenchuk, tripla che prende soltanto in ferro, qua rimbalzo quasi strappato da Ivaniuk. Si riparte con Ivaniuk, palla per Del Bosco cerca di sfruttare il blocco, cambia invece direzione, Del Bosco si mette in proprio, quarto punto personale per Federica Del Bosco, 3-2-2-8 con Messana, chiama il movimento, poi si arresta, va da Feitel, Krofnus invece sfrutta il blocco di Feitel, Cafiso si isola nell'1 contro 1, stoppata, ancora Cafiso, si alza, ancora una volta, scadono i 24 secondi, grande qui la difesa di Rainbow Via Grande. Si ricomincia con Federica Del Bosco per Rostowska, Semenchuk, sempre lei a costruire le azioni della Rainbow, dall'arco Del Bosco mette palla a terra, poi cambia mano, non si fischia nemmeno stavolta, protesta la panchina di Profumeria del Corso. Ancora la Rainbow qua pescata solissima, suona la sirena, non avevano sentito i 2 arbitri, palla persa per la Rainbow. Ecco, sfida molto combattuta, tra l'altro di alta classifica, perché si sa la Rainbow parte per l'altissima classifica, vuole proprio puntare dichiaratamente al salto di categoria, e probabilmente l'unico tallone d'Achille è la ristrettezza del roster, il problema.
però grande qualità. Di contro Stella Palermo è una squadra che da anni gioca assieme, ha sempre giocato ottimi campionati, specialmente gli ultimi, e ha indubbio talento. Stiamo vedendo insomma una sfida anche qui molto combattuta, infatti il 32-28 lo testimonia. Sicuramente una delle sfide più combattute di questo Open Day, mentre intanto Profumeria del Corso perde palla. Come dicevi tu, sono due filosofie diverse in approccio a questo match: da una parte una squadra consolidata come Profumeria del Corso, dall'altra invece roster tutto nuovo, come lo dimostra anche le 4 ragazze ucraine a referto, che sicuramente si stanno districando bene, si sta districando fra le migliori. Jana Katerinci che qua trova la terza tripla del suo match, 9 punti per lei fin qui, tutti dal campo, tutti da 3. Qua può correre ancora Katerinci, che aveva perso il passo inizialmente, non lo ritrova più, non trova il pallone. Un contropiede non sfruttato qui dal duo Ivaniuk-Katerinci. Riparte Martina Messana. Messana qua cede con qualche difficoltà a Cafiso. Cafiso poi riapre per Krofnus. Da Krofnus a Cafiso. Cafiso spalle a canestro. Mette secondi 2 punti del suo match. Ivaniuk va da Katerinci. Katerinci che non trova lo spazio giusto perché c'è la pressione fallosa. Scontro tra numeri 22, fallo attribuito a Elisa Feitel ai danni di Victoria Rostowska. Esce proprio Feitel. Torna in campo Alessia Malara. Del Bosco scambia e riceve ancora Del Bosco, poi rifiuta la tripla, si va da Semenchuk. Semenchuk mette paglia a terra. Ivaniuk, anche lei sfida tutta la difesa, riapre ancora per Semenchuk. Tripla di Alexandra Semenchuk, anche lei quota 9 toccata, anche lei terza tripla a segno. Davvero fin qui grandissime percentuali per le due ali ucraine. Alessia Malara qua ceduto a Martina Messana. Martina Messana non trova la via del canestro, riparte qua col pallone profondo, una prateria per Federica Del Bosco, non lo sfrutta, chance sprecata, riparte Kronfus. Kronfus da dietro con spazio per Alessia Malara, solo ferro per Malara, palla persa da Profumeria del Corso e c'è time out richiesto da coach Antonio Zanet sul punteggio di 3-8-3-0. Forse la Rainbow Viagrande sta tentando l'allungo decisivo. L'assistita sicuramente da grandi percentuali, sono già 3 triple messe a referto in questo quarto. Di contro più iniziative individuali per la Stella Palermo, che però sta perdendo qualche pallone di troppo. Sicuramente con squadre del genere questo lo paghi. Confronto veramente molto intenso, due squadre che stanno anche bene atleticamente, stanno correndo tanto. 38-30, sì, può essere, ovviamente c'è ancora tanto da giocare, 5 minuti e 07 in questo quarto, poi ci sarà l'ultimo, però un più 8 adesso può essere un buon viatico da amministrare, anche se davvero siamo ancora ben lontani dal traguardo finale. Da citare sicuramente, come dicevi, gli 11 punti di Rostowska, 9 per Semenchuk. Dall'altro lato fatturato ben distribuito, spiccano i 7 per Kronfus. 7 per Kronfus, che fin qui è l'unica insieme a Manuela Riccobono ad essere andata a canestro con un tentativo da 3. Dall'altra parte invece, come ben ricordavi tu, sono tanti i tentativi da 3 punti a referto. Una delle più vive, stranamente ancora a quota 0, Jaroslava Ivaniuk. Fa ripartire lei, Semenchuk va da Del Bosco. Del Bosco pressata da Colletta, ancora Del Bosco, pressione fallosa di Anna Maria Colletta.
c'è il fallo fischiato a Colletta. Primo giro alla lunetta per Federica Del Bosco, che può completare il suo gioco da 3 punti e così lo completa Federica Del Bosco. Non è una tripla dal campo, ma quasi. Sono sempre 3 punti a referto. Ventimiglia nell'angolo cieco, riesce a riaprire per Cafiso contro Katerincic, ancora Cafiso cerca di girarsi dal lato giusto, poi sfida tutta la difesa, riapre dall'angolo per la tripla, stoppata, riparte veloce la Rainbow Via Grande. Fischiano gli arbitri per lo scadere dei 24 secondi. Allora deve ricostruire la Rainbow con Katerincic contro Messana, ancora Katerincic fa il piedeperno, scarica Ivaniuk potrebbe provare la tripla e così si alza da 3, soltanto ferro per Ivaniuk, non si sblocca da questa quota 0. Martina Messana corre veloce, va da Ventimiglia contro Ivaniuk, si gira e si rigira, soltanto ferro anche per lei. Ivaniuk cede a Semenchuk, si pesca tutta sola Rostowska sbaglia un tap-in abbastanza semplice, poi perde anche la lotta con Martina Messana che rimane anche un po' contusa. Più 11 per Rainbow Via Grande. Fumerie del Corso Stella Basket Palermo, che deve sicuramente ritrovare quel brio che ha avuto a inizio del primo quarto. Ricordiamo, si stava sul 6-0 a favore di Profumeria del Corso, poi è iniziato un altro match. Messana contro Ivaniuk, cede a Malara si gira col gancio, aiuto anche del tabellone in questo secondo canestro dal campo per Alessia Malara. Del Bosco contro Colletta, va fuori per il tentativo da 2, prende soltanto il ferro di Vittoria Rostowska. Messana scarica per Cafiso ancora fuori per Colletta, dall'angolo Messana si getta dentro, poi cerca l'extra pass per Malara da terra, riconquista tutto Federica Del Bosco, poi si può ripartire Rainbow Via Grande, ma capisce tutto Federica Cafiso, da difesa attacco, ancora Federica Cafiso col cameriere che però esce, ragiona su Ivaniuk. Al piccolo trotto, 2:30 ancora di gioco dal Bosco. Del Bosco per Rostowska. Ivaniuk rifiuta la tripla, si getta, poi riapre per Del Bosco. Contrastata in maniera fallosa da Flavia Ventimiglia. Secondo giro dalla lunetta per Federica Del Bosco. Si cambia in casa Rainbow Via Grande. Esce col numero 29 Jana Katerincic, rientra col numero 17 Fabiana Bosio. Del Bosco mette il primo libero, anche lei si avvicina alla doppia cifra personale. Fa 2 su 2 Del Bosco, in cui 100% per lei, a cronometro fermo. Cambia coach Zanet, esce Cafiso, rientra Ricco Bono. Feitle, tanto è entrata anche lei, cede a Capitan Messana. Martina Messana, Ventimiglia va da Messana spalla a canestro, si gira, trova altri 2 punti. Terzo canestro dal campo per Martina Messana. Ivaniuk qua
palla quasi rubata da Ricco Bono, toglie le mani, Federica Del Bosco potrà ripartire dalla rimessa laterale. Del Bosco per Ivaniuk si gira, poi si va fuori da Del Bosco, chiama palla dall'arco ma non viene premiata. Semenchuk che poi commette fallo su Martina Messana, che sicuramente da buon capitano sta un po' suonando la carica per le sue, e allora coach Giovanni Gebbia decide che è il momento di parlar su. 3-4-4-3, punteggio a specchio, 1:42 ancora di gioco. Noi ci prendiamo una brevissima pausa e rientreremo per la fase finale di questo quarto. Ciao, sono Gianluca Basile. Volevo invitarvi a vivere la pallacanestro da un'altra prospettiva. Iscrivetevi ai corsi gratuiti di arbitri e ufficiali di campo. Un abbraccio, ciao! Siamo tornati, Marco La Guidara e Daniele Straface, per raccontarvi questo terzo match. Daniele, prima parlavamo di un match equilibrato, adesso sembra un po' che la Rainbow abbia deciso di farlo suo. Sì, farlo suo, anche se ripeto, è ancora prematuro. Sta cercando adesso la Stella di profondere il massimo impegno per cercare di diminuire questo svantaggio. Certo, anche praticamente gioca col bonus a sfavore, però è sotto di 9 punti, bisogna capire se riuscirà a rosicchiare ancora qualche lunghezza prima dell'ultimo quarto, con un buon piazzato dall'angolo da parte di Feitl segna il terzo canestro. Sicuramente una squadra che non si nasconde neanche da Stella, dico, anche tanti innesti, tante straniere. Certo, però Rainbow gioca veramente bene, va dato merito, qui ottima esecuzione, dentro fuori. Alessandra Semenchuk, anche lei tocca la doppia cifra, 11 punti come bottino personale. Martina Messana contro Ivaniuk, va ancora da Feitl, che però non trova il canestro trovato da Flavia Ventimiglia, piedi a terra, mette questo piazzato, corre veloce Semenchuk contro Messana, apre fuori per Bosio, ancora Bosio, cerca uno scarico, poi trovato e premiato l'inserimento di Federica Del Bosco, anche lei doppia cifra. Adesso sono 3 le ragazze di coach Gebbia, a quota 11 si è aggiunta Federica Del Bosco. Feitl va da Ventimiglia aspetta una sovrapposizione, poi va altezza lunetta, non entra il suo tentativo, Capitan Messana non entra nemmeno il suo tentativo, ma poi scadono i 24 secondi. 3-8-4-7, palla persa per Rainbow Via Grande. Mancano 5 secondi allo scadere di questo terzo quarto, vedremo come gestirà questa rimessa. Probabilmente ci si affiderà, ed è così, all'esplosività di Ivaniuk, che va per i 3 punti, solo tabellone, c'è ancora tempo. Finisce qua, suona la sirena, terzo quarto che si chiude col punteggio di 3-8-4-7, un quarto sicuramente appannaggio della Rainbow Via Grande, che incrementa il proprio vantaggio. Noi ci prendiamo una breve pausa e poi ci risentiremo per questo quarto quarto. Vivi il basket da un'altra prospettiva. Iscriviti ai corsi arbitri e ufficiali di campo.
Siamo tornati in diretta per questo ultimo quarto tra Stella Palermo e Rainbow Viagrande, dove la Stella è chiamata a una reazione mentre Rainbow deve reggere l'urto e il rientro delle ragazze palermitane. Qua palla in mano per la Rainbow con Ivaniuk, dialoga con Semenchuk, tripla sballata per Semenchuk, nulla di fatto in questa prima azione. Ventimiglia qua ceduto. Sicuramente è un momento fondamentale questo, perché dico, sotto di 9 non si possono sbagliare questi attacchi se si vuole rientrare in partita. Sembra che un po' le ragazze di coach Zanet siano un po' sulle gambe. L'atletismo sicuramente in questo momento sta premiando la Rainbow Viagrande. Qua ci prova Riccobono, non funziona il suo tentativo, riparte Ivaniuk che trova Rostowska, rimbalzo in primo momento controllato Rostowska che ha pestato la linea laterale. Sì, di fatto è rientrata da fuori, ovviamente l'arbitro era posizionato bene, ha dovuto di fatto, dico, il gioco forza, fischiare l'invasione. Un po' sparavano a salve in questo inizio di quarto entrambe le squadre. Qua Kronfus si isola, poi non trova lo spazio, riapre per Ventimiglia. Ventimiglia va sotto canestro da Malara pescata in infrazione di passi, altra palla persa, e allora coach Zanet decide che è il momento di parlare con le sue, spende il primo timeout discrezionale. Sì, si parla con i rispettivi allenatori, 8:41 al termine, di fatto punteggio, tabellino ancora immacolato in questo quarto, non si è segnato né da una parte né dall'altra. Sicuramente tutto ciò è a favore della Rainbow Viagrande, che vede nel tempo un prezioso alleato, invece necessità sicuramente di stringere i tempi dall'altra parte della metà campo, con la Stella Profumeria del Corso che deve rientrare necessariamente in questo match, un match che li aveva vista partire con il piede sull'acceleratore, 6-0 di parziale, poi gli altri parziali tutti appannaggio della Rainbow Viagrande, che adesso manovra con Semenchuk va da Ivaniuk, c'è pressione fallosa subita da Ivaniuk. Primo fallo del quarto per la Stella Palermo. Ancora Ivaniuk, stavolta sfrutta il blocco di Rostowska, sempre Ivaniuk dall'angolo per Del Bosco mette palla a terra, si va da Rostowska prende il rimbalzo offensivo ma non riesce nel doppio tentativo, riparte Riccobono apre per Kronfus, ancora Riccobono, si passa dalle mani di Cafiso vede un corridoio, ci si butta dentro, non trova però i 2 punti, schiaccia a terra Ivaniuk per Semenchuk, Del Bosco fuori ancora per Ivaniuk.
Ivaniuk contro Kronfus, passi fischiati a Ivaniuk. 7,39, ancora punteggio che si è arrestato, e allora i due coach decidono di pescare dal proprio mazzo. Da una parte rientra Fatal, dall'altra parte invece minuti e campo per Gloria Giacobbe. Palla in mano, Kronfus contro Semenchuk, ancora Kronfus, cede a Riccobono, Ventimiglia si alza, non pesca nemmeno uno dei due ferri, palla che si perde sul fondo. Può ripartire senza alcuna fretta la Rainbow Viagrande. Del Bosco fa tutto il campo, si getta in mezzo a due, perde palla, allora Kronfus, Ventimiglia tutta sola, ancora Ventimiglia riapre per Riccobono, sporcata la sua tripla. Esce dalla mischia Kronfus, ancora Kronfus, scambia ma sbaglia anche lei il tap-in, poca lucidità da parte di entrambi gli attacchi. Del Bosco, ci pensa lei a muovere il punteggio, 13 personali, 4-9-3-8, e palla persa dall'attacco di Profumeria del Corso. Rainbow che riparte da Del Bosco, Ivaniuk è dietro la schiena, ancora Ivaniuk, per lei gara fin qui di grandissima intensità, ma zero il tabellino dei punti fatti. Ancora Ivaniuk trova i primi punti con questa giocatona, 2 punti fatti, fallo subito e potenziale gioco da 3 punti in una giocata che sembra iniziare a scrivere i titoli di coda di questo terzo match dell'Open Day femminile di basket qui al Palanebbiolo di Messina. Jaroslava Ivaniuk non completa il gioco da 3 punti, restano 2 i punti a referto per lei, allora c'è speranza e luce ancora per Profumeria del Corso con Malara. Kronfus si getta in mezzo, poi palla persa qui, mancato controllo di Anna Maria Colletta, non era facile ma palla persa che può diventare quasi decisiva. Ivaniuk trova liberissima Semenchuk, ancora per Ivaniuk. Del Bosco contro Riccobono, ancora Del Bosco, alla fine si isola in palleggio e riapre per Ivaniuk. Si getta a difesa schierata, non trova la via del canestro, trova invece il rimbalzo Alessia Malara, cede a Riccobono, si va dal Capitan Malara commette fallo qui in attacco Alessia Malara. (5:41), c'è ancora tempo e spazio per cercare una rimonta dalla parte della Stella Basket. Profumeria del Corso, serve però una reazione emotiva, dall'altra parte invece tutto secondi piani per la Rainbow Viagrande. Qua scossa emotiva che cerca di darla Clara Kronfus con questa palla rubata. Martina Messana ancora per Kronfus prende la linea di fondo, poi cerca di riaprire, non trova lo spazio giusto, esce vincente ancora la difesa di Viagrande con Ivaniuk, si arresta Semenchuk, Bosio
Bosio va sotto canestro da Rostowska, alza questa parabola su cui si avventa e trova il fallo Ivaniuk, fallo commesso dalla numero 13 Alessia Malara. Rientra in campo Jana Katerincic, qua fallo, salta fuori tempo Federica Cafiso, finisce su Jaroslava Ivaniuk. In un minuto Stella Palermo, che commette 4 falli, esaurisce il bonus ed è un po' lo specchio della propria partita. Ivaniuk mette il primo dei 2 tiri liberi, fa 2 su 2, fa 4 nel suo match. Riccobono, Malara alza questa traiettoria per Martina Messana, da Martina Messana a Anna Maria Colletta. Non trova il canestro, ma trova il fallo. Doppio tentativo per lei, per iscriversi a referto. Intanto rientra in campo Rostowska. Sbaglia il primo Anna Maria Colletta. Fa 0 su 2 Anna Maria Colletta. Probabilmente finisce qui il match su questo doppio tentativo, anche se mancano 4 minuti, ma serve sicuramente una scossa. Dall'altra parte invece pilota automatico inserito dalla Rainbow con Federica Del Bosco, mette a segno il 15° punto del suo match. Martina Messana cerca di non arrendersi, ancora Messana, alza questa traiettoria, non va, fallo commesso da Anna Maria Colletta ai danni di Jaroslava Ivaniuk. Daniele, stiamo vedendo per la prima volta questa atleta Ivaniuk che sicuramente fa del suo dinamismo la sua arma vincente. Non ha trovato fin qui tanto il canestro, però alla lunga potrebbe essere un fattore avere un atleta che a 4 minuti dal fischio dell'ultima sirena ancora si muove così rapidamente. Sì, dobbiamo dire grande età, grande equilibrio in cabina di regia. Stiamo vedendo tante straniere in questa prima giornata. Sicuramente sarà un leitmotiv anche di questa stagione e lei sicuramente si candida ad essere veramente un'atleta molto interessante. Quartetto delle ucraine di Rainbow Viagrande, che ha fatto gran bella figura, da sottolineare gli 11 punti per Semenchuk e Rostowska, i 9 per Katerincic e, come dicevamo, i 5 per Ivaniuk, che sicuramente però ha giocato una partita preziosissima, soprattutto per il suo incredibile dinamismo che sta cercando di mettere anche Martina Messana, che non si arrende mica. Palla preda di Ivaniuk, che predica calma, cede a Katerincic, poi Giacobbe, Del Bosco, fuori dall'arco Semenchuk sfrutta il blocco di Del Bosco, altro blocco di Del Bosco. Allora Semenchuk va per il tentativo da 3, Sdeng per lei, riparte veloce la transizione di Profumeria Del Bosco e finalmente trovano la via del canestro con Alessia Malara. 6 punti per lei, 3-10, meno 16 per Stella Palermo. Ivaniuk contro Cafiso, si mette in proprio per il tentativo da 3, appena lungo, pesca il secondo ferro. Messana
chiusa in rimessa laterale da Kaderincic. Altri cambi da parte di entrambe le panchine. Rientra in campo Rostowska, entra anche Scalavino, proprio lei palla in mano, poi Colletta cerca un aiuto, poi qua capisce tutto, ruba palla, Kaderincic vola via, poi fa tutto il campo in attesa di aiuti, si va sotto canestro, poi fuori per Del Bosco che si alza da 3 punti, soltanto ferro, rimbalzo offensivo preda di Viagrande, ancora Kaderincic, va fuori sempre per Del Bosco, stavolta rifiuta la tripla, si getta dentro, subisce fallo da parte di Anna Maria Colletta, che ha subito anche un colpo al volto. Cambio forzato per Anna Maria Colletta, rientra Elisa Feitl, mentre Federica Del Bosco sbaglia il primo del doppio tentativo. Fa 1 su 2 Del Bosco, sono 16 per lei a referto, 2,15 di gioco più 17 per la Rainbow Viagrande, che viaggia ormai a distanza di sicurezza. Feitl, Scalavino può tentare ma non trova la via del canestro. Semenchuk riapre ancora dall'arco per Del Bosco, poi Semenchuk, ragionano le ragazze di coach Gebbia. Semenchuk, azione che ancora deve partire per Viagrande, cerca di farla partire Ivaniuk, che poi cede per Del Bosco, che va con l'ennesima tripla del suo match. Federica Del Bosco, 19 punti per lei a referto, senza dubbio MVP di questo match condotto alla grandissima dalla Rainbow Viagrande. Federica Cafiso va fuori da Scalavino, 5 secondi per completare l'azione, ancora Scalavino, resta un secondo in questa rimessa per Stella Basket Palermo. Ricco Bono, vedremo come potrà fare, va fuori e scadono i 24 secondi. 1:11, altra palla persa da Profumeria del Corso, Stella Basket Palermo. Può andare Ivaniuk. Del Bosco, Rostowska qua si impegna per recuperare palla e poi c'è un attimo incertezza da parte degli arbitri, vedremo cosa decideranno, di chi sarà questo possesso per la Rainbow, l'opera di Federica Del Bosco, va Del Bosco da Ivaniuk pressata da Scalavino, fuori Kaderincic si libera in mezzo a due, arresto e tiro che non va, ma recupera anche questo rimbalzo Kaderincic, extra possesso per Del Bosco. Ivaniuk, ancora Del Bosco, 35 secondi alla chiusura di questa partita. Del Bosco contro Ricco Bono, una Veronica per Federica Del Bosco, voleva i 20 punti, li trova, sono 21 per lei, 22 invece le distanze fra le due squadre. Malara, infrazione di passi qui di Federica Cafisso. Finisce qua il terzo match tra Rainbow Viagrande e Profumerie
del corso Stella Basket Palermo con la Rainbow Via Grande che chiude un match che era partito sicuramente tutto appannaggio di Profumeria del Corso Palermo. Poi hanno trovato le giuste alchimie, le ragazze di coach Gebbia non le hanno più abbandonate, hanno chiuso in vantaggio il primo quarto per 16-10, poi vantaggio che si è leggermente assottigliato alla fine del secondo quarto, poi però è nuovamente aumentato 4-7-3-8 prima della fine del terzo quarto. Adesso a 1:24 siamo 6-2-4-0, punteggio che adesso si fa ampio nel distacco, sempre con Federica Del Corso. Stava per entrare anche questo tentativo dell'Ave Maria. Si chiude qua, vittoria netta nel punteggio e nella prestazione per la Rainbow Via Grande su Profumerie del Corso. Noi da Marco La Guidara con l'aiuto in regia di Vincenzo Nicita Mauro e Daniele Straface ci diamo una breve pausa prima dell'ultimo match che vedrà l'altra messinese in campo, anzi le due messinesi, perché sarà derby tra le padrone di casa della SSD Unime che ospiteranno il San Matteo. Noi ci prendiamo una pausa prima di rientrare e dare la linea a Daniele Straface per le interviste in zona mista. Ciao, sono Gianluca Basile. Volevo invitarvi a vivere la pallacanestro da un'altra prospettiva. Iscrivetevi ai corsi gratuiti di arbitri e ufficiali di campo. Un abbraccio, ciao!
Rientriamo in cronaca prima di regalarvi qualche impressione da parte delle giocatrici. Segnaliamo appunto la premiazione, una targa per Silvia Bosurgi, presidente del SS di Unimè. Poco prima dell'inizio vedete tutte le giocatrici dell'Unimè, del San Matteo, la Stella Palermo adesso entra in campo e anche poi la Via Grande, Rainbow Via Grande. Breve cerimonia, appunto è un ricordo per, ricordiamo, campionato è anche intitolato la B femminile a Pierluigi Mollica. Si sta ricordando ovviamente la figura, quindi andiamo avanti con questa breve cerimonia che precede la quarta partita, il derby tra Unimè e San Matteo, e a breve insomma vi daremo anche le impressioni delle protagoniste in campo che hanno appena terminato la sfida. Ecco, premiazione adesso per, ricordo, il capitano Simona Grillo dopo la targa consegnata a Silvia Bosurgi. Adesso Cristina Correnti con l'applauso di tutti i presenti. Simona Grillo nel ricordo il massimo dirigente del San Matteo, Pierluigi Mollica, scomparso 2 anni fa. Adesso si ripartirà con le attività del programma conclusivo. Auguri insomma di buona stagione da parte del massimo dirigente regionale a tutte le protagoniste sul parquet. Adesso si proseguirà col riscaldamento e andranno le due squadre a preparare per l'ultimo appuntamento in campo. L'applauso di tutte le partecipanti e si partirà tra i canonici 15 minuti, scatta adesso il countdown. A tra poco, come detto, per le interviste di fine terza gara, quella che ha visto il largo successo della Rainbow su Stella Palermo.
Ringraziamo Giovanni Gebbia che è venuto qui a trovarci, coach della Rainbow Via Grande Catania. Impressioni da questo primo successo 62-40, di positivo sicuramente aver tenuto un buon attacco come quello della Stella Palermo ad appena 40 punti segnati, di contro insomma si è vista anche una buona pallacanestro, però ci sarà ancora da lavorare. Sì, indubbiamente la Stella ci ha creato non pochi problemi, soprattutto nei primi 20 minuti. La partita è stata sostanzialmente in equilibrio, poi noi abbiamo preso un margine di vantaggio di 10, 12, 13 e l'abbiamo mantenuto e poi incrementato nella parte finale. Ovviamente siamo alla prima di campionato e noi abbiamo le rotazioni veramente risicate perché per via degli infortuni siamo scesi in 8 in panchina e questo ci penalizza ulteriormente, però insomma ancora siamo all'inizio, confidiamo di poter crescere abbastanza per essere sempre più competitivi. Non si nasconde, la società ha chiesto un campionato competitivo, ovviamente passa da molto lavoro in palestra, anche da irrobustire il roster, però la qualità è indiscussa di questi atleti che già l'anno scorso hanno provato fino all'ultimo questo salto di categoria. Sì, certo, intanto bisognerà disputare un torneo, chiamiamolo siciliano, in maniera adeguata, prepararsi se riusciamo ad avere ragione a livello regionale, prepararsi per quelli che possono essere sia gli spareggi e gli eventuali playoff, ma ancora è presto per parlare di questo, abbiamo altri problemi a cui pensare e quindi vogliamo riuscire ad incrementare la qualità del nostro gioco, perché in dubbio il talento individuale, ma se non è messo a disposizione del gioco di squadra e non per cattiva volontà ma quanto per impossibilità a sviluppare il gioco in 5 sia in attacco che in difesa. Da sempre attento a tutto il movimento regionale non, un nome il vostro importantissimo anche della vostra famiglia, da sempre legata a questa particolare disciplina, un pensiero su questo anche format della B femminile che eredita questo opening un po' come avviene da diversi anni in Serie 1. Sì, sicuramente è una bella giornata di basket e come diceva poc'anzi il presidente Correnti, quest'anno la Sicilia ha la Serie B e la Serie C, lo scorso anno se non erro fu un girone unico, quindi qualcosa si sta muovendo. La testimonianza è un movimento che cresce. Sì, che cresce sicuramente, io rappresento gli allenatori siciliani e abbiamo organizzato e messo in atto diversi corsi allenatori, ne partiranno a brevissimo altri 2, uno a Ragusa e un altro proprio a Messina, quindi da questo punto di vista c'è fermento, c'è movimento, il post pandemia sicuramente ci fa ben sperare. Grazie. Proseguiamo subito in diretta. Non sono il coach, non sono il coach. Restiamo in diretta col team manager Cardella della Stella Palermo, ringraziamo per essere qui. Grazie a voi. Impressioni su questa prima giornata, sapevamo sicuramente avevate uno dei compiti più difficili perché cercare di interrompere questa ascesa della Rainbow Via Grande non era facile, però avete lottato bene per 20 minuti, poi probabilmente anche qualcosa avete pagato dazio anche atleticamente. Ma innanzitutto io faccio i complimenti alla Rainbow e al coach per avere formato una bellissima squadra, veramente di ragazze giovani ma molto presenti dal punto di vista sia fisico che tecnico. Per quanto riguarda la nostra squadra, io direi che forse voglio essere un pochettino più generoso con le mie ragazze, abbiamo tenuto forse quasi fino al terzo quarto e onestamente sono molto deluso dall'ultimo quarto, dove abbiamo purtroppo mollato più che fisicamente, forse proprio mentalmente, non abbiamo saputo reggere la pressione della partita e di questo sono molto deluso con le mie giocatrici. Come diceva lei, ovviamente il compito non era semplice, era anche preventivata la possibilità di perdere, ma considerato che l'anno scorso eravamo stati i primi e praticamente quasi gli unici a battere la Rainbow, ci aspettavamo una prestazione più paritetica e quindi diciamo ci aspettavamo di competere fino agli ultimi minuti. Devo essere sincero, sono molto deluso dall'atteggiamento che le mie giocatrici hanno avuto nell'ultimo quarto, dove abbiamo mollato totalmente dal punto di vista mentale.
probabilmente ci sarà qualcosa da registrare anche in vista dei prossimi impegni, perché comunque la Rainbow parte dichiaratamente per puntare in alto, però anche la Stella sull'onda lunga anche delle ultime positive stagioni vuole sicuramente fare bene, immaginiamo. Ma il nostro obiettivo quest'anno era quello di confermare tutto l'organico dell'anno scorso e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto uno sforzo per rinforzare la squadra con l'arrivo delle 2 giocatrici austriache che appunto ci hanno consentito di allungare il roster sia sulle piccole, perché la Kronfuss è un play guardia, e sulle lunghe con la Fatal. Quindi la società ovviamente non ha l'ambizione di vincere il campionato, ma sicuramente di giocarsela e competere fino alla fine. È proprio questo, come ha detto lei, l'obiettivo della società, cioè fare un bel campionato, cercare di mettere i bastoni fra le ruote sia alla Rainbow che al San Matteo Messina, e quindi giocarci praticamente uno dei primi 3 posti del campionato. Questo è l'obiettivo dichiarato nostro. Sicuramente il campionato non è cominciato nel migliore dei modi, abbiamo avuto anche qualche problema fisico durante queste ultime settimane, però sicuramente ci sarà da lavorare molto, soprattutto sulla testa delle giocatrici, per fare prestazioni migliori rispetto a quelle di questa sera.